al solito. Come al solito, inseguendo una libellula in un prato, sono inciampato e ho realizzato come esistano forze dentro la società, forze che non hanno nessuna pietà, nessun interesse a far sì che i diritti umani siano la priorità di noi esseri umani. E la cosa più agghiacciante di questa deriva è che non nasce dalla contrapposizione politica viva, destra o sinistra, l'unica scelta che ci è rimasta per mettere una croce dentro quella casta. Ma se sei di destra o di sinistra, rispondi sul serio. Non sei forse un uomo in questo formicaio, perché non vuoi che il diritto che ti dà la vita sia anche alla persona che hai di fronte garantita. L'uomo più ricco del mondo la chiama così, la trappola dell'empatia finisce lì. Ma se fosse solo la gente a non avere cuore, non farebbe così tanto rumore. È il sistema che ha resi chimico, freddo e meccanico. Guarda l'umanità soffrire e non prova panico, fino allo Schadenfreude, il godimento del male, il piacere viscido della disgrazia altrui che sale. Queste sono forze per cui non puoi votare contro, forze invisibili che non ti rendono conto. E la destra e la sinistra sono solo punching bags, i sacchi da box che colpiamo nei nostri incubi e nei fusi orari. Ci è consentito boxare per calmare la rabbia, mentre restiamo chiusi dentro la stessa gabbia. A me fa un poco, anzi fa molto schifo, vedere questo mondo di cui non sono più orgoglioso. Anzi me metto proprio scuorno. Forse domani scoprirò e tutto mi sembrerà più roseo. Sì, domani scoprirò e il mondo sarà più gioioso. Tra il Prozac e lo Zoloft, la chimica è fatta principessa, ma io preferisco sempre un poco e fessa. In questa terra di cinici e di cinici calcoli, a fessa fa miracoli, sì, a fessa fa miracoli.